450 nuovi arrivi in Veneto in soli 12 giorni, tra il 6 e il 18 aprile. Dall'inizio dell'ondata migratoria la nostra regione ha visto transitare 34.262 migranti, dei quali però solo 13.090 sono attualmente presenti. Gli altri 21.172, denuncia il presidente Luca Zaia, hanno fatto perdere le loro tracce. Di fatto dei fantasmi, numeri imponenti, quelli dell'accoglienza in Veneto dei richiedenti asilo. Degli attuali 13.000 ospitati nelle strutture delle 7 province sono 579 quelli in regime di SPRAR, il resto è prima accoglienza, a specchio di una situazione di quotidiana emergenza. 2.336 la quota fissata dal Ministero dell'Interno per la Marca, 2.246 quelli effettivamente presenti a oggi, di cui solo 53 con lo SPRAR. Treviso, Padova e Verona le province più tartassate. Zaia si definisce sempre più preoccupato. Siamo preoccupatissimi, per assurdo il conto non lo paghiamo nell'immediato, magari con qualche aggressione, qualche attività magari di sommosse o proteste che abbiamo visto, che sono già gravi tutti questi fatti, ma lo pagheremo negli anni quando questi migranti, molti dei quali non troveranno lavoro, non hanno di che vivere, comunque penseranno di essere ancora a casa loro e vivere come a casa loro. L'Austria vuole chiudere la rotta mediterranea, prosegue Zaia, ed è pronta a sbarrare il Brennero in poche ore. Mezza Europa ha già alzato muri, mentre le cosiddette istituzioni europee brancolano nel buio più assoluto e i balbetti italiani in Europa continuano senza raggiungere uno straccio di obiettivo concreto. È arrivato il momento di dire basta. Dire basta, chiudere le frontiere, aiutarli a casa loro, rimpatriarli in un paese come il nostro dove ormai sappiamo anche che è difficile avviare il rimpatrio, per cui al problema dell'arrivo, il problema della gestione degli arrivati c'è anche il problema del rimpatrio.